faccia di trota. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'hai mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Sono faccia di trota e mi ne vanto, ma te non ti pone manco lo Camposanto. A te non ti pone manco lo Camposanto. Sono faccia di truta e mi ne vanto. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'hai mangiato la confittura, ma la sorte che t'accudia. T'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni. Oi 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 ya. Oi 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 ya. Ommine come te, vinneira comuna. Ommine come te, vinneira comuna. Lo frutto di l'amore non è una Puglia. Sono contento di questa manifestazione che ogni anno, questa seconda edizione, sta prendendo piede. Speriamo di fare bella figura, almeno per le locali, più che altro. Sarebbe stata più concentrazione dei ragazzi, solo che quindi qualcuno non ha fatto a tempo a realizzare il proprio mezzo di Formula 1. Però tutto sommato dai, ci stiamo divertendo. Grazie. Oi 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 ya. Ti raggio di tanzora, chi sei fea e tiro di capà. Faccia di fea e fa finire a fora. Porta le tavole che sono nuove, caricavano le pietre sopra e le portavano le pietre grandi con. E poi è stato utilizzato per fare le gare? È stato utilizzato per fare questo tipo di gare. E quindi gareggia da 100 anni questo carretto? No, è la prima gara che fa, dopo 100 anni è il suo esordio, ha fatto l'esordio, Racconti come ha costruito il carretto? Non lo so, me l'hanno fatto. E chi l'ha fatto? Lui. E che caratteristiche ha? Questo è un vecchio monopattino, un pezzo di monopattino, un pezzo di insegna, una sedia di Una sedia di bar. Faccia di truda a tutti ha il più potente motore che si trovi in circolazione. Il motore è nel mozzo, sono 10 kW di motore e sviluppa circa, dovrebbe essere intorno ai 25 kW con la centralina nuova e ha un'autonomia di 80 km e fa poco meno di 50 all'ora. Non ha problemi di potenza. Il motore è potentissimo, quindi non ha problemi di sorta. È un mezzo perfetto da quel punto di vista. Ha delle batterie di ultima concezione, hanno un'autonomia di circa 3000 cicli, sono le batterie a litio polimero con elettronica integrata di gestione, quindi sono estremamente affidabili e veloci nella carica e nella scarica. Non hanno effetti memoria, non hanno nessun problema. Richiederà ancora tanto lavoro, ma per il resto 80 volts. 80 volts. Ampere, quelle che ho attualmente 20. Sì.
Adesso è arrivata la nuova centralina ma non ho ancora avuto tempo di installarla perché sto rivedendo l'elettronica delle batterie, che quella che avevo prima non era inadeguata, perché le nuove batterie hanno delle problematiche di gestione più che di affidabilità, quindi ci voleva un'elettronica particolare. Non è tanto il problema della ricarica, è che usa delle batterie che hanno bisogno di essere bilanciate internamente. Siccome si tratta di 24 elementi all'interno e c'è un'elettronica che gestisca l'interscambio tra un elemento e l'altro. In più, durante la fase di ricarica non devono essere ricaricate oltre una certa soglia, molto precisa, e non vanno scaricate oltre una certa soglia, ogni singolo elemento. Quindi l'elettronica di bordo ha il compito di bilanciare i singoli elementi e caricarli tutti, stoppare l'energia quando arriva alla carica totale, perché sennò si rovinano gli elementi, e stopparla quando arriva a una tensione minima per avere i 3000 cicli di carica e scarica. In più comunque hanno un'erogazione di potenza molto violenta. E la regolazione della tensione A menuda, a tutti ne hai dato, e a menuda, a c'era da rubaconi, faccia di truda. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'hai mangiato la confitura, ma la sorte che t'accudia. T'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni. Oi 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 oi. Con €1 ti fai un carrolino, è il migliore. E come? Quanto è costato? 90 euro. E ha accettato. 90 euro tra pittura e il pannello. Oi 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 oi. Sono baccia di truta e mi ne vanto, ma te non ti va manco lo Camposanto, a te non ti va manco lo Camposanto. Sono baccia di truta e mi ne vanto. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'hai mangiato la confitura, ma la sorte che t'accudia. T'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni. Oi 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 ah. Oi 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 ah. Amori non è una puglia, ommine come te, vinneira comuna, ommine come te, vinneira comuna, lo frutto di l'amori non è una puglia. T'hai mangiato robani di pagna, ma la sorte che t'accompagna. T'hai mangiato la confitura, ma la sorte che t'accudia. T'hai mangiato i macaroni, t'hai cagato i pantaloni. Oi 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 ah. Oi 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 ah. Ti raggio di tanzora, chi sei fea, e tiro di cavà, faccia di trea, e baffi.